buongiorno a tutti, buon mercoledì 4 agosto 2021. Vediamo se si sente tutto molto bene. Ok, benvenuti a questa nuova diretta unboxing di Reni J. Ok, dobbiamo continuare ad aprire questi pacchi che vedete qui. Ne mancano praticamente due, poi non lo so se ce ne saranno altri in futuro, in un breve futuro, non lo so. Comunque ovviamente questi pacchi già lo sappiamo sono di vinili, come vi ho detto già nelle passate dirette. Fedelissimo coltellino rosso, oggi subito direttamente unboxing di questo primo pacco. Pesa parecchio, ok, questo dovrebbe essere l'ultimo pacco che io ho preso durante il Prime Day. Poi quello sotto no, non l'ho preso durante il Prime Day, l'ho preso semplicemente approfittando di alcune offerte fatte da Amazon normalmente. Allora andiamo a vedere, e infatti qui ci sono uno e due scatoli, ok, no, così e così, sì, eccoli qua. Questa la prendiamo e la archiviamo là, ok, due scatole. Andiamo a vedere. Questo è un bel disco che tra l'altro ci dobbiamo parlare un po' sopra. Anche su questo però c'è da parlarci sopra, va bene. Allora direi di aprire questo perché quest'altro lo voglio aprire con un po' più di calma, ok? Allora direi di cominciare da questo. Allora, come sempre in ballo Certified Frustration Free by Amazon, ok? Dentro pesa, pesa. Allora io direi di non indugiare oltre e di andare a fare l'unboxing direttamente. Oggi non ho tantissimo tempo, quindi vado molto veloce, ok, guardate qui cosa c'è. Enigma, per quelli della, diciamo, della mia generazione, gli Enigma sono stati anche una pietra miliare, Landing, Turnaround, Gravity of Love. Ovviamente questo è doppio vinile, Shadow in Silence, Return to Innocence, bellissima. Io avevo il CD singolo che però purtroppo quando ho traslocato qui in questa casa non l'ho più trovato, mi sembra che è l'unico che non l'ho più trovato. Return to Innocence degli Enigma su CD singolo, no, l'ho perso. Sadness Part 1, bellissimo. The Cross of Changes, belle, tutte belle questi brani, tutti molto belli. Enigma, ok. Allora degli Enigma adesso, se riesco a organizzare al volo, perché questa diretta è partita molto al volo, diciamo, se riesco a trovare al volo delle immagini ve le faccio volentieri vedere. Allora, dove le posso aver messe? Qui le immagini allora, un attimo solo, perché vi volevo far vedere, proprio parlando degli Enigma, di alcuni dischi che sono usciti da un po' di tempo. Vediamo un attimino, ci dovrebbe voler poco, un attimo solo, siamo veloci, se riesco mi faccio la regia da solo, me la canto e me la sono praticamente.
e quindi purtroppo il PC è un po' lento, si vede anche dal fatto che ogni tanto scatta l'immagine, me ne accorgo io. Purtroppo sto portando avanti diversi progetti, non ultimo quello della web radio, e quindi allora ehm, Enigma hanno fatto uscire, non li trovo. Aspettare un attimo, veramente tutto fatto live, tutto fatto in diretta. Voi non vedete quello che sto facendo ovviamente, ma sto facendo una ricerca un attimo nei miei hard disk, nei miei archivi, per vedere se riesco a trovare al volo delle foto di altri dischi degli Enigma che vi voglio far vedere. Questa si intitola Love Sensuality Devotion dei Greatest Hits. Ok? Intanto che il computer cerca prendo tempo. Ok? Allora, vediamo un attimo. Purtroppo ho tera e tera di hard disk qua sopra e quindi le ricerche, magari ci avessi Windows, ci avesse l'algoritmo di Google che fa le ricerche in un attimo. Allora, ho scritto male perché non me lo trova. No, Enigma, ho scritto bene. Eccoci, ci siamo. No, niente, eccoli, sono questi qua. Forse li ho trovati, No, vabbè. Fa niente. Allora, parliamo di altro. Allora, voi sapete che gestisco la pagina Facebook Il Mondo del Vinile, dedicato proprio a questi supporti, unicamente diciamo a quelli nuovi e a quelli che sono in vendita su Amazon. Ok? Viene fatta una cernita di tutti i dischi, i vinili che stanno su Amazon, e io diciamo li pubblico sulla mia pagina. Vedo però che il computer continua a zoppicare e ad andare a scatti, quindi non riesco a capire come mai, perché alla fine qui mi dice frame fotogrammi persi 0, utilizzo CPU 28%, quindi diciamo che le CPU sono abbastanza libere, ma sarà un problema, non lo so, forse la scheda video, non lo so, non lo so. Comunque, che altro vi volevo dire? Mi ero preparato, diciamo, vabbè, non trovando quelle immagini. Allora, passiamo subito al mondo del vinile, va, che è meglio. Allora, il mondo del vinile.
allora, ok, allora andiamo a vedere quali sono i vinili che ho messo ieri, allora facciamo così e facciamo così. In teoria allora dovrei aver fatto correttamente la transizione, vediamo un po', sì, ok, e questo è il mondo del vinile, ok. Come vedete di qua ci sono un po' di persone che mi hanno contattato in chat. Allora, ieri ho messo innanzitutto l'LP rimasterizzato The Division Bell dei Pink Floyd, sta a 30,59 €, diciamo con un 15% di sconto, e quindi è un'ottima anche idea regalo. Quindi The Division Bell dei Pink Floyd. Qui c'è Richard Max con Exiles, 34,52 €. Poi vi volevo far vedere anche, questo è multisala di Franco 126, sta a 25,99 €, quindi 26 €. Anche questo addirittura di Gazelle Punk, su vinile 180 grammi, sta a 17 € con un 30% di sconto, quindi questo è diciamo un'ottima offerta, ok. Andiamo avanti. De André, Le Nuvole, LP rimasterizzato, 23 €. Ecco, questo è un altro 30% di sconto su Mr. Rain Butterfly Effect, ok, quindi da 27 € passa a quasi a 19. Questi sono altri, questo è un vinile colorato e questo uscirà il 10 settembre. Mi raccomando, quello che vi ripeto sempre, questa dicitura è molto importante, prenotazione al prezzo minimo garantito, perché vi garantisce di pagare questo vinile nel caso che ci sia un'offerta da quando voi fate l'acquisto a quando viene messo quando viene recapitato, spedito il vinile. Se c'è stata qualche offerta last minute, qualche offerta a tempo, qualsiasi tipo di offerta, voi lo pagate il prezzo dell'offerta e non il prezzo che c'è scritto qui. Ho messo diversi vinili che usciranno, diciamo, in futuro. Questo è il 27 agosto, sempre prenotazione al prezzo minimo garantito. Dream Theater, ok, Dream Theater, doppio vinile, tra l'altro questo pure non c'ho scritto, questo è un doppio vinile colorato, tra l'altro ho pure il CD, quindi questo è un cofanetto. Andiamolo a vedere, allora un attimino solo, eccolo qua, doppio vinile, pure un vinile colorato dei Dream Theater, eccolo qui, e c'è anche, mi sa, il CD allegato, come si può vedere dalla foto. Andiamo a vedere per sicurezza, ci dovrebbe essere scritto 3, e infatti numero di dischi 3. Ok, adesso in tempo reale, io questo non me ne ero accorto, quindi noi in tempo reale andiamo a modificare l'inserzione, modifichiamo l'inserzione, quindi doppio vinile colorato più CD, salva. Ok, quindi questo è diciamo un ottimo prezzo, 38 € per un doppio vinile colorato col CD. Ok, questo esce il 27 agosto, Loma Shore. Ok, andiamo avanti. Questo solo 7 pezzi disponibili, questo ieri, 18 ore fa. Andiamo a vedere se ci sono ancora, quanti pezzi ne sono rimasti. Ancora 7. Ok, 7 pezzi disponibili. Ok, quando leggete che ci sono pochi pezzi, dovete affrettarvi, perché purtroppo i pezzi finiscono subito. Questo uscirà il 27 agosto. Quest'altro è tornato nuovamente disponibile, ma mi sa che questo finisce subito, perché Ligabue ha fatto uscire questi 77 singoli in vinile, stanno andando a ruba, e tra l'altro non si trovano neanche più su IBS o su Mondadori Store. Mazza quanto ci mette a aprire questa pagina Amazon. Andiamo a vedere se è finito. No, disponibilità immediata, c'è ancora 26,09 con un 13% di sconto. Ok, eccolo qui,
lato B, lato A, testi e musica Luciano Ligabue, va bene, molto bello anche questo. Questo è un doppio vinile, questo dovrebbe essere doppio vinile, no, è uno, è singolo. Qua questo perché era l'ultimo, l'11°, ed è singolo vinile, infatti c'è soltanto lato A, lato B, singolo vinile. Gli altri invece erano, se io vado qui e scrivo Ligabue 77 vinile, a parte sono tutti esauriti, eccolo questo, c'è ancora 25, però non Campovolo, bello, 199,99. Questo era un bel disco, questo è veramente un bel disco. Campovolo, Reggio Emilia, bellissimo, questo bellissimo, bellissimo. Certo, 199 euro è un prezzo proprio esagerato. Allora, ecco, Litfiba 17 re, solo 4 copie disponibili. Andiamo a vedere, una sola ne è rimasta, ragazzi, amici, una sola, 31,90, solo una, Litfiba 17 re, quindi l'ultima copia rimasta, tra l'altro Record Store Day, ok? Quindi edizione limitata e numerata del Record Store Day, Litfiba 17 re, ultima copia rimasta, affrettatevi. Ieri ne erano 4. Andiamo avanti. Questo ci sono un po' di offerte. Questo uscirà il 3 settembre. Addirittura questo è bellissimo, di Madonna. Andiamolo a vedere meglio. Di quelli che sono molto molto belli, ve li ingrandisco, ve li faccio vedere singolarmente. Soltanto che ho il PC che effettivamente è un po' lento, mi mette un secolo a caricare le pagine e stavolta non do la colpa alla rete. Qui c'ho Fastweb, ma c'ho una rete molto veloce, misto fibra rame, però è molto molto veloce la rete. Allora, eccolo qua, Madonna, Tokyo 1987. Guardate i brani che ci sono sopra. Allora, Open Your Heart, Lucky Star, True Blue e Papa Don't Preach, proprio i migliori dell'epoca di Madonna. White Hat, Causing a Commotion, The Look of Love e Dress You Up, Material Girl, Like a Virgin, Where's the Party, Live to Tell, Into the Groove, La Isla Bonita e Who's the Girl. Questo veramente veramente bello, doppio vinile colorato, Madonna, Tokyo. Questo tra l'altro dovrebbe essere un live, ok? Quindi molto molto bello. Andiamo a vedere un po' le 44 voti, tutti molto molto alti, Certo non ha nulla a che fare con gli ultimi in cui si trovano i bellissimi DVD e Blu-ray, risolve un concerto come tanti. Questo è da un live, dall'FM Broadcast, Tokyo Japan. La qualità acustica è buona. Ok. Quindi tanto piacevole ascoltarlo, ma nulla di più. Guidata, vinili rossi, copertina FOC. Porta aperta, si vede mezzo ai fan di Tokyo, descrizione della sua carriera e i titoli di canzoni. Non il buco centrale che fa vedere l'etichetta, anche per questo di Madonna che ho acquistato, i vinili erano dentro la copertina ma erano nel busto ma messi in mezzo. La qualità dei vinili è ottima, ma l'ho aggiunto alla mia collezione. Beh, bello questo, quasi quasi lo prenderei pure io. Quanto sta? 32 euro per due vinili rossi, sarebbero 15 euro l'uno, ma vedremo se in un prossimo unboxing mi vedrete sballare. Ecco Jimi Hendrix, cofanetto idea regalo perché costa 98 euro, ok? Questo sono 7 LP di Jimi Hendrix, re indiscusso della chitarra elettrica, Francesco De Gregori, rimasterizzato dai nastri originali. Pensa un po', hanno preso i nastri analogici, quindi A1 di Francesco De Gregori, hanno preso i nastri analogici e l'hanno rimasterizzati e hanno creato poi il vinile. 26 euro, anche quelli di De Gregori vanno a ruba di vinili, quindi non so se è ancora disponibile.
sì, c'è ancora 26 e 36, rimasterizzato dai nastri originali, quindi questo pure è un'occasione da non perdere. Questo è un picture disc molto bello a 30 euro, Flares 2, ma molto bello. Pure quelli di Battiato vanno a ruba, che non ci si crede, uno non fa tempo a mettere un'offerta sui canali, che già il disco già è finito, non è più disponibile. È per questo che voglio vedere se vediamo insieme se è ancora disponibile oppure no. Allora, niente, ci mette parecchio a caricare. Allora, sì, disponibilità immediata, picture disc c'è ancora, disponibilità immediata, 29,75 €. Certo, il 4% di sconto è molto poco, si risparmia un euro, poco più di un euro, però almeno c'è ancora disponibile. Ok, questi sono i brani contenuti, bellissime anche queste lettere, lato A e lato B, guardate come sono fatte bene. Ma veramente curate le copertine. È bello anche su Amazon andare a zoomare le varie copertine degli album. Io sono molto affezionata a Michael Jackson History. Non era History, no. Mi si è bloccato il computer e mi si continua a bloccare il computer. Niente, mi sa che devo chiudere la diretta perché va tutto a scatti e penso che sia proprio OBS il colpevole. Niente, qui mi è andato addirittura da un'altra parte. No, era Dangerous, scusate, mi sono sbagliato. Ecco, questa per me è una delle copertine migliori che siano mai state fatte, perché è una delle più piene di particolari, come ho già detto anche in altre dirette. Non si finisce mai di dare, di scovare particolari. Cioè, se io potessi zoomare ancora qui, uscirebbero altri particolari. Poi questa immagine che c'è qui su Amazon è bellissima perché è particolareggiata. Guardate su questa strada che porta poi a questo mondo stilizzato dove ci sono tutte le fabbriche. Ecco, qui sopra c'è il titolo del vinile, qui c'è addirittura un personaggio di un circo con il numero 7 messo sopra, ci sono statue da tutte le parti. Qui addirittura dietro i capelli di quest'uomo c'è una figura che ricorda Michael Jackson, ok, lì c'è una stella, poi più sopra ci sono tutta una serie di stelle, uno scimpanzé, più andando avanti qui ci sono tutti gli animali, come vedete c'è un elefante, c'è un rinoceronte, dietro al rinoceronte c'è una gazzella, poi se andate a vedere meglio c'è un coccodrillo e una rana qui dietro, e poi qui c'è tutta una serie di animali sempre più piccoli che vanno a finire nel cappello con scritto il numero 7. Quindi vedete, non si finisce mai di trovare particolari in questa copertina. Guardate, anche di qua stessa cosa, tutti gli animali che poi vanno a finire sulla testa di questo bambino che tiene in mano sarà un teschio di un dinosauro, di un qualcosa. Ok, poi lui sta direttamente su una mano, dove sulla mano sono disegnate i continenti terrestri, disegnati su questa mano. Questa mano ha i cerotti su 3 dita, cioè qui dietro sotto la lampada c'è un elefante. Cioè, guardate i particolari, più in su andiamo a vedere che ci sono dei pesci con degli angioletti dentro. Qui c'è una volpe, c'è il cane con in testa una corona, in mano lo scettro. Cioè, comincia a essere veramente, ecco, gli angeli che suonano i vari strumenti. Diventa impossibile trovarli tutti.
Io di questo ho preso sia il doppio picture disc e sia c'ho il vinile uscito all'epoca, che però la copertina mi si è un po' rovinata e lì mi ha dato parecchio fastidio, ci sono rimasto molto male, perché ripeto, questa è la copertina che più mi è piaciuta nella storia, proprio perché è ricchissima di particolari, non si finisce mai. Guardate, accanto alla N di Jackson c'è un clown triste, però sotto c'è un angioletto che suona il flauto di Pan. Guardate, sto vedendo insieme a voi, perché mi fa piacere condividere con voi anche, diciamo, le passioni per le copertine, che io ne pubblico, diciamo, ultimamente sto un po' fermo, però pubblico una al giorno, tutti i giorni sul mio canale Instagram. Va bene, detto questo torniamo in studio, possiamo anche terminare questa diretta. Allora, abbiamo fatto l'unboxing, diciamo, del grande pacco contenente questo più... no, questo posso tirare via, questo invece è ancora pieno, dobbiamo ancora sballare questo e poi c'è l'altro pacco lì, ok? Quindi Enigma, questa è una compilation dei migliori brand degli Enigma, si chiama Love, Sensuality, Devotion, The Greatest Hits, ok? Questi sono black vinyl 180 grammi, molto pesanti, vinili molto pesanti, ok? Qua dice The Monochrome Series, The Greatest Hits. Comunque questa tra l'altro è incisa, questa scritta, se io ci passo il dito, diciamo è vuota, le lettere sono vuote, ok? Quindi è un bellissimo disco, senz'altro, molto molto bello. Detto questo, Reni J vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima diretta. Questa è stata una diretta improvvisata perché non ho potuto continuare a fare un lavoro che sto portando avanti per un errore mio. Va bene, anche io commetto errori, e quindi ho detto adesso vado a casa e faccio subito una diretta al volo, e così è stato, ho fatto una diretta molto molto al volo, ok? Adesso vi saluto, vi do appuntamento alla prossima diretta che come sempre non so quando sarà. Vi invito a visitare Amazon Supermercato su Facebook, classe74.it su internet, Legolando su internet, legolando.it, starwarsstore.it sempre su internet, e poi seguitemi anche sui canali Telegram, sono anche su Telegram, oppure su Facebook tranquillamente, seguite il mio profilo principale. Grazie a tutti e alla prossima diretta, grazie.